Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi ci sono io, ho spodestato Matteo dal trono e oggi tocca a me. Innanzitutto sono molto contenta che finalmente possiamo parlare un po' noi e quindi oggi mi prendo lo scettro. Allora, innanzitutto vediamo un attimino di dare qualche minuto a vedere se si sente tutto, vediamo un po', tutto a posto? Direi di sì. Ok. Allora ragazzi, oggi sono molto contenta per due motivi. È una giornata di sole e questo per me è fondamentale perché mi carica un sacco e perché finalmente posso avere l'occasione di conoscerci, di dirvi chi sono e di dirvi soprattutto di che cosa mi occupo in agenzia. Per questo motivo vi voglio raccontare una cosa mia personale, che è quello che poi mi ha spinto, diciamo, a occuparmi di queste cose all'interno dell'agenzia. Allora, innanzitutto vi saluto, ciao Francesco, ciao Francesca, ciao Jacopo, ciao. Allora, io un po' di anni fa, ancora prima di essere in agenzia e di occuparmi di quello che è l'oggetto delle nostre comunicazioni che avremo in questi giorni, quindi le locazioni, avevo una casa che mi sono comprata con tanto sacrificio peraltro e per esigenze di vita a un certo punto mi sono trovata a doverla cambiare. In quel momento lì non vi nego che subito l'entusiasmo di dover cambiare casa, l'entusiasmo di cambiare quelle che erano le mie condizioni di quel momento non mi hanno fatto pensare a una cosa particolare, che erano le mie emozioni che c'erano dietro quella casa. Quindi quando mi sono resa conto di dover dare in affitto quella casa, lì sono iniziati i problemi. Sono iniziati i problemi perché ho cominciato a pensare a tutte le frasi che avevo sentito in giro, quindi quando hai una casa affittata, l'inquilino ti distrugge la casa, non ti paga l'affitto, non ti paga il condominio e io avevo il mutuo in quel momento su quella casa perché me l'ero comprata facendo un mutuo. Quindi completamente in out, tutta la mia emotività di cambio, di contentezza e tutto il resto sono state ghiacciate, completamente congelate da questa situazione di dire ok, la devo dare in mano a qualcuno. In quel momento lì ho fatto solo un ragionamento, cioè io non avevo esperienze immobiliari, non lavoravo nel campo immobiliare, ho seguito il mio cuore, cioè mi sono detta io in casa mia voglio un'altra me, cioè voglio una persona che si occupi di questa casa, voglio una persona che segua tutte quelle che sono le responsabilità dietro ad avere una casa e quindi mi sono fatta una domanda in quel momento. Mi sono detta come faccio ad avere un'altra me in casa mia. Non vi nego che la mia mancanza di esperienza di quel momento, ma aver solo ed esclusivamente seguito quelle che erano le mie sensazioni, mi hanno portato ad avere un ottimo risultato, pur non essendo del mestiere o del settore. Nello stesso tempo io avevo un'amica, una persona veramente precisa, responsabile, una ragazza d'oro, perché io dico sempre che lei è una ragazza d'oro. In quel momento lì anche lei viveva in affitto, era uscita di casa, ormai eravamo anche già grandine nonostante che vi sto parlando di un po' di tempo fa, aveva preso una casa in affitto. Come non potevo non immaginare, se l'era sistemata tutta, aveva fatto tutte le sue cosine, spesso l'andavo anche a trovare. Però cosa succede? Succede che a un certo punto, nonostante che lei avesse tutte queste caratteristiche, in casa vengono fuori qualche piccolo problemino che andava sistemato e tutto il resto, il suo proprietario di casa da quell'orecchio lì non ci sentiva. Ma lei era una persona seria, senza fare né uno né due, 2000 problemi, ha provato a parlarci, niente, è arrivata a un certo punto dove, visto e considerato che comunque quell'orecchio non sentiva, lei ha preso i suoi panni, le sue cose, ha preso e se n'è andata. Che cosa vi voglio dire con questa storia? Sono voluta partire, diciamo, da queste due storie. Perché? Perché io, nonostante tutto che non avessi esperienza e non fossi un operante del settore immobiliare, ho seguito il mio cuore, il mio istinto in quel momento e ho trovato un'inquilina eccezionale. La mia amica, che era un'inquilina eccezionale, nonostante tutto non ha trovato dall'altra parte un proprietario altrettanto eccezionale come lei. Ok? Perché vi ho fatto questa premessa e vi ho raccontato queste storie?
Perché tutto questo cambio di esigenze della mia vita, di cambiare casa e tutto il resto, sono andate di pari passo con non solo un cambio di esigenza di casa, ma anche un cambio di esigenza lavorativa. Dopo un po' di tempo mi sono avvicinata al settore immobiliare e ho cominciato a lavorare con Matteo. In quel momento lì, quindi seguivo il cuore e ho continuato a seguire il cuore e sono entrata a far parte dell'agenzia. Mi sono dedicata agli affitti perché mi sono accorta che la solita cosa che io avevo fatto per me, quindi ottenere un ottimo risultato, seguendo sensazioni e cercando di fare delle cose che io reputo normali, ok? In quello che era casa mia, avevano ottenuto un ottimo risultato. Quindi mi sono detta, perché non farlo anche per i nostri clienti? Bene, da quel momento lì in poi quindi mi sono dedicata a questo. Le persone venivano, chi magari aveva necessità di affittare, le ascoltavo quello che erano le situazioni in cui si erano trovate, a volte situazioni pesanti di persone che non riuscivano a riprendere la loro casa perché c'erano l'inquilino dentro che non usciva, che gli aveva portato via le chiavi, che non rispondeva al telefono, situazioni dove c'erano persone che avevano 3.000 euro di insoluti di condominio, persone che erano la quarta volta con l'avvocato che doveva andare a presentare gli sfratti, e quindi mi sono detta, ok, cerchiamo di capire qual è la linea comune che accomuna tutte queste persone, perché io ho detto, io non mi sono mai trovata in questa situazione, è stata fortuna la mia. Andando a analizzare tutte quelle che erano le situazioni di queste persone, non vi nego che la linea comune è stato un attimo trovarla, cioè non ho percepito che, andando a volte anche, vi faccio un passo indietro, andando anche magari a conoscere personalmente questi inquilini, perché magari erano ancora in casa, ora non dico proprio quelli che erano spariti e non si facevano trovare, però quelli che erano ancora in casa, non erano poi tutto questo delinquente che mi era stato prospettato, diciamo, dal proprietario di casa in quel momento. Quindi lì ho capito che la linea che mancava era un metodo, un'analisi che doveva comprendere una serie di cose, che era innanzitutto capire se la casa che loro avevano, quando l'avevano data al loro inquilino, era la casa adatta per loro e per le loro esigenze. Vi spiego in maniera molto semplice che cosa voglio dire. Casa mia, dove abitavo io, era 40 metri quadri, una casa piccolina, 2 vani e mezzo, ok? Non era la casa adatta per una famiglia. Se io in quel momento mi fossi fatta prendere solo dal guardare la referenza ai soldi, probabilmente avrei fatto un errore, perché magari l'avrei data anche in mano a persone che non avrebbero avuto le cose giuste per poter abitare quella casa, mancava la camera, nonostante che non vi nego che quando io l'ho comprata ci abitasse una famiglia prima, quindi io ero da sola, però prima di me ci abitava una famiglia, ma non era la situazione adatta per quella casa. Quindi un'area comune era il fatto che le persone che vivevano in quella casa non erano le persone adatte per quel tipo di situazione. E un'altra cosa era proprio la mancanza di comunicazione tra di loro, cioè spesso e volentieri, come era successo anche nel caso della mia amica con il suo proprietario, le orecchie non sentivano. Ma la cosa, vi garantisco, che è stata proprio quella che mi ha permesso di fare lo switch nelle locazioni, nella gestione di queste cose, spesso e volentieri è stata il tassello mancante, la mancanza di qualità. Quando andavo a vedere queste case, nonostante tutto che a volte le persone fossero anche delle persone veramente che non volevano non pagare l'affitto e tutto il resto, ma magari si sono trovate nel corso della vita ad aver avuto dei problemi e avevano difficoltà a pagarlo, qual era il problema? Il problema era che quelle case non avevano qualità. Non avevano qualità nella parte, diciamo, di presentazione della casa, non avevano qualità nell'impiantistica, non avevano qualità nell'arredo, erano tutte situazioni arrangiate, come le chiamo io. Situazioni che lì per lì possono andare bene, però poi alla fine ti accontenti, ok? E sappiamo bene che quando nella vita ci si deve accontentare, ora vado a toccare un po' le emozioni, non si è mai completamente felici. Ma veniamo a noi, visto che io vi parlo comunque di situazioni pericolose, di avvocati, di condominio, questo e quell'altro. Cosa abbiamo fatto? Un passo indietro. Io ho preso in mano la situazione di tutti questi miei clienti. Quindi siamo partiti da avere dei problemi e oggi siamo a gestire le solite situazioni di immobile, la solita situazione che precedentemente creava dei problemi, oggi ci sta dando comunque soddisfazioni e risultati. Ma perché? Perché siamo andati ad intervenire a monte.
a monte in quella che è la qualità. La solita cosa che ho fatto io quando ho dato casa mia in affitto e cercavo un'altra me, nonostante che fosse una casa che io vivevo quotidianamente tutto, quindi era già a posto, mi sono detta aspetta, però te stai iniziando a darla in mano ad un'altra persona, quindi ho pitturato le pareti, le ho rinfrescate perché non erano pareti che comunque venivano giù a pezzi come mi è capitato di vedere, le ho rinfrescate, ho cambiato il materasso, ho comunque guardato che funzionasse tutto, gli elettrodomestici, ho fatto revisionare la calderina. Questo cosa mi ha permesso? Mi ha permesso di trovare una ragazza che si stava trasferendo a Spezia perché diventava la responsabile di un ufficio e lei stava cercando in una città nuova che non conosceva una situazione che la rendesse tranquilla quando arrivava a casa, cioè non voleva averci l'ansia che questo non funzionava, che quello era rotto, che quell'altro magari era stato spaccato dall'inquilino precedente. Quindi lei, quando ha visto casa mia, senza esitazione, senza nulla, ha detto perfetto. Io avevo messo l'annuncio, ovviamente, come fanno tanti privati, però quella ragazza lì veramente per me è stata una soddisfazione, perché ci siamo trovate per esigenza, ci siamo trovate per situazioni, ma perché io gli ho dato della qualità, e dandogli della qualità lei ha dato qualità a me. Per dirvi fortuna? No, perché dopo di lei, che è andata via, vi dico come, quindi gente quando mi parla di avvocato, mi parla di condominio, sono soldi ragazzi, sono soldi che vengono spesi dai proprietari di casa, ma non vengono spesi a caso, questo è quello che vi posso garantire. Vengono spesi quando non c'è qualità, vengono spesi quando non c'è comunicazione tra l'inquilino e il proprietario di casa, vengono spesi quando non c'è un'analisi a monte di quelle che sono le esigenze di entrambi. Questo è quello che io ho fatto a casa mia, senza esperienza, spinta dalle mie emozioni, come vi ho detto prima, ma è la solita cosa che faccio oggi con maggior competenza, perché lì l'ho fatto per una cosa ovviamente dove c'era tanta passione per quella che era la mia casa, ma la solita cosa la sto facendo adesso con i miei clienti nel mio lavoro, perché la passione che ci mette è la solita. Spesso mi sono anche sentita dire mamma mia, ma perché non ti piace questo inquilino? Ragazzi, io non ce la faccio, cioè io affitto le case dei clienti come se fossero la mia casa, non ce la posso fare. Però, come sono in questo modo, perché cerco sempre comunque di dare la qualità io per prima, perché sennò è inutile che si parla di qualità quando manca a monte, devo anche però cercare di darla alle persone, questa qualità, alle persone che vengono a vedere le case. Quindi vi sto dicendo che non è stato solo fortuna trovare questa mia inquilina, è stato aver comunque rispettato una serie di passi, le nostre esigenze comuni. Quando lei è andata via, peraltro è andata via di corsa perché l'hanno trasferita, non mi ha lasciato insoluti, mi ha lasciato anzi le caparre dicendomi Laura, quando poi hai finito di controllare tutto, che sia tutto a posto in casa, se c'è qualcosa da sistemare sistemalo e poi eventualmente ci sentiamo. E io con trasparenza gli ho rimandato i soldi che gli dovevano ovviamente essere restituiti, perché la casa, come speravo, non aveva avuto nessun problema. La solita cosa è stata fatta in seguito, con altri 2 ragazzi che ho avuto in casa, completamente cambiate le mie esigenze, completamente cambiato tipo di contratto, e avevo non più una persona trasferita per lavoro ma 2 persone di Spezia, anzi che saluto tantissimo perché sono stati nel cuore per me. 2 ragazze dove nel corso del tempo, è chiaro, ci sono state delle cose da affrontare, si è rotta la lavatrice, c'è stato un problema del bagno, va bene, non c'è problema, è qua che vi parlo della comunicazione. Io non guardavo solo i soldi che prendevo in quel momento, io cercavo di capire loro che vivevano in casa che esigenze avessero, e in quel momento dicevo ok, perfetto ragazzi, non c'è problema, giustamente è una cosa che compete a me, e quindi lo facevo io. A volte ci sono state delle cose che competevano a me e che hanno fatto loro, proprio perché tra di noi c'è sempre stata la comunicazione non finalizzata solo a dire ok, aspetta a me, aspetta a te, ma il creare proprio un rapporto, ok? Quindi non c'è una strategia dettata da una cosa assoluta nel dire evito soldi di condominio, evito soldi di avvocato, c'è semplicemente un'analisi corretta che vi permette di raggiungere l'inquilino che volete per casa vostra. Però a me è andata bene, io avevo delle caratteristiche personali in quel momento quando ero un privato e mi sono messa ad affittare casa,
Ma questo però qual è il problema che potete avere se siete dei privati, vi mettete ad affittare casa da soli e non avete queste competenze? Mi è capitato che ci fossero delle situazioni dove ho seguito dei clienti, lì per lì magari erano stati contattati da amico, parente che aveva una persona interessata e mi dicevano vabbè ma tutto sommato a me piace, vabbè ma tutto sommato comunque questo divano qui che mi avanza ce lo possiamo mettere. No, no, perché come è successo per me per casa mia, quando noi trattiamo un qualcosa che ci appartiene, spesso e volentieri siamo coinvolti in quella cosa. Siamo coinvolti perché magari la casa che ci mettiamo ad affittare era la casa, che ne so, di mia mamma, era la casa di mia zia, dove sono comunque attaccata anche emotivamente, quindi magari proprio toglierci il divano che ci aveva comprato e ci aveva messo mi dispiace, ma non è così che deve funzionare. Quindi una persona esterna, oltre che avere una competenza magari tecnica e contrattuale che non avete probabilmente, ma questo poi lo vedremo in seguito anche quanto è importante questa parte, magari andate distinto e di cuore, e vi ripeto, l'ho fatto anch'io, ma a me è andata bene, ok? Ma andare a volte distinto e di cuore vuol dire personalizzare le case, vuol dire mettere degli arredi che a noi sembrano giusti ma in realtà per la persona giusta per quella casa non li sono. Quindi il consiglio che vi do è: mi raccomando, non perdete mai di vista che quando si arrivano ad avere dei problemi di condominio e di avvocato si hanno sempre per le solite 3 problematiche: mancanza di comunicazione, mancanza di incrocio di esigenza e in primis la mancanza di qualità. Rivolgersi a un professionista vi serve proprio per ridurre i tempi, di dire ok, che cosa dobbiamo fare in questa casa per non trovarci di nuovo ad avere il problema del condominio. Ci sono 8 strade, si guardano insieme e si decide che cosa fare. Oppure che cosa possiamo fare per toglierci questa tipologia di cliente che ci crea questo problema? Guarda, c'è da fare questo, questo, questo e quest'altro, ma va fatto in questo modo se vogliamo arrivare all'altro cliente e non a quello che avevamo prima. E magari più avanti avrò il piacere anche di potervi far ascoltare e sentire delle testimonianze di alcuni nostri clienti, alcune le potete già anche sentire, vedere nel nostro sito e nella pagina, credo. Comunque è molto importante che voi capiate perché queste persone sono riuscite a passare da avere dei problemi ad avere invece oggi dei grandi risultati, dove a quella casa non ci pensano più, sono contente, hanno un bellissimo rapporto con il loro inquilino e di avvocati nemmeno ne devono sentir parlare lontanamente, perché anche quando c'è stato un momento dove l'inquilino doveva uscire di casa perché gli era cambiata la situazione, l'avevano trasferito di lavoro o la moglie aveva perso il lavoro, ci siamo seduti al tavolino, ne abbiamo parlato e abbiamo risolto la situazione senza andare a spendere soldi di avvocati di niente, perché anche qui vi torno a dire che la qualità chiama la qualità. Anzi, vi dico una cosa, io prima dicevo la referenza chiama la referenza. Il termine referenza non mi piace. Referenza è inteso un qualcosa di ho la referenza. No signore, la referenza per me la qualità la dà la persona. La persona in termini di qualità significa che anche di fronte a determinate problematiche che possono sorgere, se io mi sono scelta un inquilino di qualità perché gli ho dato una serie di cose di qualità all'interno di casa, ma non solo da parte del mobilio, ma anche proprio da parte di ascolto, di esigenze, come vi dicevo prima, comuni, la qualità mi viene per forza restituita. Mi viene restituita perché di fronte a un problema una persona ti chiama, non che non risponde più al telefono oppure non ti paga l'affitto, ti dice qual è il problema e la persona di qualità spesso e volentieri lo risolve senza dover andare per vie legali, e questo ve lo do per certo perché è quello che mi è già successo ed è quello che siamo riusciti ad ottenere senza dover andare da parte di incorrere in nessun tipo di avvocato. Per concludere, sempre per parlare della qualità, vi voglio raccontare l'ultima cosa che mi è successa recentemente. Poco prima che succedesse tutto questa situazione di Covid che poi ci ha portato a doverci chiudere, non lavorare, non poter più andare in giro, non poter parlare con le persone, cosa è successo? Un cliente ci ha contattato perché aveva l'inquilina che andava via, forse a fine mese, non si sa, questo e quell'altro. Perfetto, vado a casa, vado a vedere questa casa e capisco insomma che la signora se ne voleva andare per delle esigenze sue, voleva chiudere questa locazione.
Quando mi risento col proprietario, il proprietario mi dice che questa signora qua ha scoperto che gli ha lasciato tot mila euro, una cifra importante di insoluti di condominiali. Allora, la domanda che mi faccio io è: ok, io prendo a riferimento la casa che ho visto e vi garantisco che ci sono un po' di cosine che vanno messe a posto, una finestra che non si chiude, entrano gli spifferi, tutta una parete sporca di muffa, un impianto elettrico un po' fatiscente, nonostante tutto che c'è la volontà da parte di questo proprietario di dire ma io i lavori li faccio. Ok, come vanno fatti i lavori? Perché non è che io chiamo l'amico di mio cugino perché sa mettere mano all'impianto elettrico, quindi mi attacca la presa, siamo a posto, quello che mi ha chiesto io l'ho fatto. Perché questo ragionamento, oppure pitturo io, tanto c'è da darci una pitturata, no? Con 2 dita di muffa non basta una pitturata, con 2 dita di muffa bisogna andare a monte, cercare di capire qual è il problema, cercare di capire perché viene la muffa, ma spesso e volentieri è più facile dire ma è perché non ci apre, ok? Può anche essere, sono d'accordo. Io vado sempre col dirvi andiamo a monte delle situazioni, analizziamole, creiamo un ponte di comunicazione con le persone e vedrete che non ci sarà nessun tipo di problema in riferimento a tutto quello che succederà, ok? Il passo successivo quindi qual è? Che questa signora se n'è andata via, chiuderemo la pagina perché non è una locazione che abbiamo gestito noi in precedenza, quindi chiuderemo questa pagina qua, gli ho detto le cose che dovrà fare e sono sicura che fatti questi interventi il risultato che avremo sarà ottimo come tutti gli altri. Quindi signori, qualità, ricordatevelo sempre, esperienza e soprattutto non fare cose mai d'istinto, perché spesso e volentieri l'istinto aiuta ma tante volte ci vuole la competenza di saper capire se quella strada è giusta oppure no. Io direi che con oggi vi ho dato tutte quelle che erano le informazioni che vi potevo dare, parlando di cuore, parlando di strategia, parlando di mia esperienza personale. Ci siamo conosciuti, vi ho detto come io gestisco le situazioni all'interno della mia agenzia per quanto riguarda i clienti che ho, quindi affitto le case come se fossero le mie. Adesso ci vedremo nelle prossime dirette dove magari parleremo di altre cose più specifiche magari, ma questa sono io e oggi ci siamo conosciuti. Ciao a tutti, ci vediamo nelle prossime dirette, io vi mando un bacio grande, vi auguro anche una buona giornata perché è sabato, buon weekend e mi auguro che ormai saremo anche vicini a poter riprendere un po' la quotidianità, che è un po' di tempo che ci manca. Noi da lunedì ritorneremo in agenzia ovviamente con tutte le precauzioni del caso, ma io sono contenta di potermi tornare ad occupare del mio lavoro, dei miei clienti che mi stanno anche chiamando ultimamente per dire allora ma quando ci possiamo rivedere, quando vieni dobbiamo andare a vedere la casa, quindi questo mi fa tanto piacere. Ciao a tutti, buona giornata e buon pranzo, alla prossima!